lei fa per lavoro, di casa, poi io a casa che si stava, a casa che lo sono ciao lì, alla marina ecco, la trovavo a letto delle scuole lì, come avrà fatto? non le prego, E la portava a casa adesso, che c'era pure ora, la vai alla porta, e sta a casa sua, davanti a vuole, se beh, c'era le scale senza la ringhiera, senza le porte, c'era pure ora, è facile che sta pure sopra. Beh, è vero, possibile. Ha lasciato sotto casa, non l'ha preso su casa che c'era pure ora. No, lasciava alla porta. Vabbè, boh. Allora, guarda dove fa. Dopo una sera qui che ho fatto io, accompagnati Filino e Sassoio e quando entra a casa, alla giù, alla porta per lui, cordiale, niente, si chiappava, alla fine suonava il campanello, come ha fatto Bruno, la sera, ha fatto così, Bruno chiappava il mondo, alla sera al tavolo, il gioiello, alla fine la faceva entrare, a questo si attaccava da cosa, al campanello, al diavola. Il resto per polverizzare, ma non è che un auto lo staccato il giro, si sente fa, il palagga le persiane, Che bianche stasera! alle 5 ore, alle 6. Una volta più bella tutti, comunque stai facendo una poco si butta le cose sotto la solo, dico che magari quella sera quando risale come sono fatto se non c'era la Madonna di sotto c'era anche Furiosi che non mi ricordo, c'era Pipirino, Bruno, Lotti, Furiosi e Angiolino, dico che uno più ubriaco di un altro. Ci ubriachi. È vero che guardo da fuori sta a vedere nei cassoio quando ne combina prima di su, sta a vedere alcune persiane socchiuse, arrivava a salire, ragazzi lo spugava sotto, dai lassù perché era più ubriaco di lui, non quello che fa la salire a casa, arrivava a salire, stava sempre lì, non correva a poco, Dio, cara di quel cervello. Poi arriva alla porta e andava a cacciare, dopo che si sveglia tutti anche gli inquilini, dico che no, prima a suonare sbagliava, la suonava l'inquilino, ma chi è? Non so, cattura? Sì, stava suonando sotto, al piano di sotto. Ma chi è? Non ti preoccupare, ha fatto l'altro, potremmo sbagliare. Dico andavo bene, sulle scale, ogni rampa di scale si sbatteva al muro, ragazzi. Poi sempre le corse, e cazzo spugava dietro. Dai, va su, alla fine ho aperto la porta che non me la butta giù. Per fortuna c'era la ringhiera. No, poi è bello che si è messo del gol, entrava dentro casa a cuore, non so quale cazzo morivo, no? Tirava, sbattuva al muro, puntava la finestra, fortuna c'era la finestra chiusa, non si era buttata sotto la sopra. Ha trovato la finestra chiusa, si sbattuva la testa e si è buttato sul letto, dico, che fortuna. Sei in braccio. Sì. No, ragazzi. Che è questa cosa? Non si può. No. Fai l'intervista alla barista, dai. Scherzo o cosa? Metti su YouTube la barista. Chi è? Si frega anche stasera.